Che provincia è Agrigento dal punto di vista socio-economico? Ma la fotografia, l'istantanea che noi abbiamo fatto, che peraltro non è l'istantanea di un anno ma è di una serie storica abbastanza lunga, ci conferma che la Sicilia, che la provincia di Agrigento è una provincia povera. È povera nei suoi lavoratori, è povera nei suoi pensionati, è una provincia che ha gravi problemi demografici. Noi abbiamo perso qualcosa come 32.000 persone in questo range di tempo che studiamo nel report. Abbiamo perso qualche cosa come oltre 10.000 posti di lavoro. Quindi la fotografia che noi abbiamo fatto e che supporta la nostra richiesta di una battaglia ancora più incisiva sull'occupazione, sul lavoro, perché vorremmo che queste fossero le questioni principali su cui si scontrasse la classe politica, cioè siamo alla vigilia di un'importante elezione regionale, vorremmo che questi fossero i temi al centro del dibattito. Quindi noi offriamo, affrontando la situazione socio-economica da diversi punti di vista, una serie di dati che riteniamo possano essere utili da questo punto. Avete dato uno spunto ai politici in vista appunto delle elezioni, che magari si mettesse sul campo quello che serve alla provincia. Certo, l'abbiamo fatto ovviamente per noi, l'abbiamo fatto per dare ai nostri dirigenti sindacali strumenti ulteriori di approfondimento, di analisi della realtà, su cui innestare la nostra piattaforma. Noi continuiamo a ritenere che, malgrado questi numeri così terribili, diciamo, sulla nostra provincia, questa provincia può andare avanti, può riscattarsi, può rilanciarsi, a condizione che però sappia individuare quelle filiere produttive partendo dalle cose che già ha e incontrando però un'interlocuzione positiva con la classe politica. Questo non è avvenuto perché da troppo tempo questa provincia di Agrigento non ha un piano industriale, non sa cosa fare da grande, non riesce a individuare una via per uscire da questa crisi. Oggi avete svolto un lavoro che spetterebbe più alla politica che al sindacato. L'ho detto bene, perché questo è un lavoro che doveva fare la politica, ma siccome la politica non lo fa, il sindacato si sostituisce alla politica. La segreteria regionale, assieme ai segretari delle Camere del Lavoro, ha capito che bisognava cambiare passo, anche se il passo, questa frase non mi piace, però bisognava cambiare passo. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto questo, guardiamo le problematiche dai territori e quindi stiamo facendo 9 fotografie provinciali per capire che cosa è avvenuto in Sicilia dal 2008 al 2016. Questo ci consentirà in una fase successiva, dopo che abbiamo elaborato questi dati, di fare delle vertenze strategiche che sono fondamentali per capire che cosa fare nei prossimi anni. Io vi voglio dare un dato che la stampa ha dato e alcune volte non ha dato diciamo, il giusto risalto a questo dato. Dal 2008 al 2016 in Italia si perdono 332.000 posti di lavoro. Nello stesso periodo in Sicilia perdiamo 126.000 posti di lavoro. Questo che cosa significa? Significa che circa il 40% della disoccupazione italiana ha una matrice ben precisa, che è la matrice siciliana. La Sicilia sta affondando.